Buonasera a tutti ragazzi, sempre brutte notizie a finale, ma perché a finale se uno riflette poi ci ragiona sopra. In effetti sia la NASA che la ESA si stanno preparando per l'arrivo, dicono che passerà a diciamo diciamo, una distanza di sicurezza che secondo me non è sicurezza perché in effetti secondo i calcoli matematici, e questo di certo non l'ho scritto io, per essere sicuro un oggetto, diciamo una meteora, asteroide, che corpo esso sia, deve passare al di sopra dei 7 milioni e mezzo di chilometri dalla Terra. Mo dico io ragazzi, no? A parte che questo passerà sulle nostre teste il 2029, misura 340 metri e passerà ragazzi niente meno che a soli 30 km terra ragazzi, cioè stanno più vicino dei satelliti televisivi ragazzi. Cioè questo si avvicinerà di più dei satelliti che noi guardiamo la tv. È normale, io questo non lo so ragazzi, sinceramente io di astronomia non è che ne capisco tanto, però non ci vuole tanto per capire che passerà davvero. Secondo me si vedrà a occhio nudo, secondo me, per forza. Ciao Amelia. Quindi sta scritto ragazzi che questo asteroide è chiamato il dio del caos, figurati. Riesco già a immaginare il nome, non mi piace. No, non è un asteroide infuocato, no, però a contatto con l'atmosfera, se riuscirebbe ad entrare sull'atmosfera, sì. In effetti si infuocano quando entrano in collisione con l'atmosfera, se no sono delle rocce che camminano velocemente, in effetti. Quando è, diciamo, come questo video, diciamo, allora sta scendendo sulla Terra e quindi si fa la palla di fuoco. Ma io non lo so, ragazzi, guardate, quella cosa mi preoccupa è che questi parlano di 30 km sopra la Terra, cioè 19.000 miglia, ragazzi, sono tanto, sono 30.000 metri, sono 30 km, ragazzi. Cioè questo tranquillamente può esplodere sopra di noi, non lo so, non lo so, ti dico la verità, ma non credo una cosa buona perché questo è grosso, ragazzi. Secondo me l'onda d'urto farà paura. Però voglio dire io, questi dicono che è tutto normale, ma se i satelliti, quelli che noi guardiamo la TV, stanno di meno, cioè qua stanno a 36.000 km dalla Terra, questo passerà a 30.000 km, cioè di meno dei satelliti, questo è capace pure che distrugge i satelliti mentre passa. Cioè, io non lo so, questi dicono che è tutto a posto, che è tranquillo, non lo so, questi a me non stanno bene. Cioè, che poi addirittura se dicono se nel 2029 non colpisse la Terra, il 2068 si avvicinerà proprio di più. E che fai? Ci cammina addosso sta asteroide dopo? Se già 30.000 30 km, no 30.000, 30 km è pericoloso. Io non lo so, ma lo sto leggendo la NASA qua, 19.000 miglia, cioè sì, e tante sono in effetti, se esco pazzo qua. Passerà a 30 km dalle superficie terrestre. Sì, nel 2029, sì, cioè boh, è pazzesco ragazzi, non lo so. Cioè questo qua camminerà al di sotto dei nostri. Non lo so, guarda, è pazzesco. Cioè io più lo leggo, più vedo se questi fanno vero oppure no. La maggior parte dei satelliti, perché lo sto leggendo in inglese ragazzi, sono orbite a 36.000 km di distanza dal pianeta, pensate. Poi quelle della TV stanno a di meno. Quindi non lo so ragazzi, se ridere o se piangere qua. Cioè, boh, 19.000 miglia.
Sono 30.000 chilometri. Bah. Sì, sì, sono 36.000 chilometri, sono 30.000 chilometri sopra di noi. 30 30.000 chilometri, non 30 chilometri, ragazzi. Questo è in inglese, questo sito, però lo stesso non cambia nulla, ragazzi. 30.000 chilometri non sono nulla, perché la maggior parte dei nostri satelliti sta a 36, 30.000, 29.000, quindi passerà proprio sopra le teste nostre. In effetti, ragazzi, la distanza di sicurezza è di 7 milioni e mezzo di chilometri. La distanza di sicurezza affinché un oggetto non ci colpisca. Questo, questo, ma sì, Amelia, guarda, sta a 30.000 chilometri da sopra di noi. La sicurezza si raggiunge se un asteroide passa i 7 milioni e mezzo di chilometri. Qua si parla di 30.000 chilometri, dove stanno i nostri satelliti per la TV, per tante altre radio. Cioè, in effetti, ragazzi, secondo me quel giorno si vedrà a occhio nudo tranquillamente da qualsiasi parte stai. E per forza. E loro dicono che la traiettoria, siccome sta molto vicino alla Terra, potrebbe attrarre il nostro campo gravitazionale, potrebbe attrarlo a sé. Ma è anche normale, sta troppo vicino. Non è che questo passa. Allora, se il campo gravitazionale lo tira a sé, saranno dolori per tutti, ragazzi. Poi dipende da dove cadrà. Ma comunque, e questo è come dice questo sito inglese, sarebbe come Armageddon, in effetti. Non è una cosa buona, ragazzi. In effetti viaggia a 25.000 km orari a Fobis. Cammina poco. È solo una piccolissima deviazione, una piccolissima. Potrebbe essere catastrofica, quindi catastrofica, sì, un'esplosione. Quindi diciamo adesso lo sto leggendo sul sito della NASA, in effetti. Però loro nonostante ciò dicono che stanno in sicurezza. Ma scusa, se tu prima scrivi che per la sicurezza ci vogliono 7 milioni e mezzo di chilometri, no? E poi questo mi passa a 30.000 chilometri, che non è neanche un centesimo di quello che dici tu di sicurezza. Ma devo uscire pazzo, ok? Cioè questo cammina sopra i satelliti. Cioè i satelliti stanno a 30, 31.000, 36.000, questi sono i satelliti terrestri che stanno per la TV, per le comunicazioni, i siti media, tutta questa roba qui. Allora se questo passa pulisce tutti i satelliti, come sta la situazione? Cioè è davvero pazzesco. È vero che passerà fra 10 anni, ragazzi, non si mette in dubbio, ma è pur vero che e questo è un guai, ragazzi. Sì, ma guarda, no, ma io faccio la traduzione, poi pensi, chi sto fanno vero so scemo. Cioè, io non so che dire, ma più la seconda, ragazzi, perché non si può dire distanza di 7 milioni e mezzo, poi passa l'asteroide a 30.000 km, tutto a posto. Lo so, ma perlomeno come si dice, non mi dire queste stronzate così, di un'altra cosa, però non mi dire che a 7 milioni di chilometri siamo salvi e poi man mano che scende la cosa stiamo in pericolo, perché a 30.000 chilometri non è pericolo, è pericolosissimo, si può dire quasi imminente. Al momento ci viene addosso. I satelliti stanno uguali, allora non mi dire 7 milioni, cioè almeno fai a meno di parlarne. Cioè, ma ultimamente c'è un sacco di siti NASA, ESA, parlano di sta Popis, ci stiamo preparando, ma per che cosa?
Cioè, poi la cosa bella è che loro scrivono che stanno preparandosi per l'arrivo di Apopis. Sì, va bene, fino a qua ci siamo. Ma per che cosa? Non lo dicono. Poi descrivono in inglese che questo passerà a una distanza così, così, la distanza di sicurezza. Però alla fine la domanda non ci sta. Si preparano per che cosa? E non ci sta scritto poi. La cosa bella è questa. Che poi di tutto si parla tranne di quello che si stanno preparando. Cioè, io ne so, questo non stanno bene davvero, ragazzi, io non lo so. Cioè, ti dice a quando viaggi, che cosa fa, la traiettoria può cambiare, però poi al finale del succo, tutto sia NASA che ESA, non ti dicono, ragazzi, il perché si stanno preparando, su che cosa si preparano e perché, qual è il motivo di sta preparazione, che dobbiamo fare la preparazione atletica, che dobbiamo fare? Cioè io per preparazione ci stiamo preparando, quindi penso che stanno facendo qualcosa per eh, deviarlo, per disintegrarlo. Io penso una cosa così, per vedere che cosa fare. Allora, se ci stava questa notizia va bene. Questi invece no. Questi mi fanno l'articolo. Apopis, il dio del caos, NASA e ESA si stanno preparando già ora. Vai a leggere l'articolo. Earth Kiev, tutto in inglese, che traduzione passerà a 30.000 km. I satelliti stanno alla stessa, diciamo, distanza. Passerà alla distanza di sicurezza, però poi scrivono che la distanza di sicurezza è 7 milioni e mezzo, quindi non è più 30.000. Cioè, ma che mi fai scipazza a me? E poi la cosa bella è che si preparano, non lo dicono per che cosa. Capisci che dico io? Questo è il discorso, cioè voi avete detto ci stiamo preparando, ok, ma per che cosa? Ma magari spiegatecelo. Invece in questo sito della NASA e della ESA si parla di tutto, ma tranne di quello che stanno facendo. Cioè, voglio dire io, ragazzi, io sto preparando una cosa e poi dopo vi dico ho preparato il dolce. Per fare un esempio, no? Oppure ragazzi, sto preparando una sorpresa, faccio un video bello, poi faccio il video. Loro hanno detto ci stiamo preparando e poi ti dice che questo cammina così, passerà così. Cioè, ma non stai bene, veramente. Cioè, allora, dico io, poi dicono i complottisti, d'accordo. Ma sei tu che mi fai pensare tante cose, non è che io faccio il complottista. Se tu mi vieni a dire ci stiamo preparando, poi io leggo l'articolo e nell'articolo non esce nulla tu cui stai preparando, fammi capire che l'hai scritto a fare. Mi dici la traiettoria, mi dici a che distanza passa, mi dici che passerà così, mi dici che i satelliti stanno alla stessa distanza che passerà, che è 2029, cioè tu mi dici tutto e poi alla fine non mi dici sì, a cosa ti stai preparando, cosa? Guarda, questo veramente io già ho sempre detto che a questi non li ho mai creduti. E già la cosa di 30.000 km, ragazzi, io pensavo 30 km stava scritto, invece il sito ha sbagliato in effetti, perché in effetti hanno scritto sbagliato la prima e poi si sono corretti dopo. Figurati, questi non sanno neanche scrivere, perché io ho fatto la traduzione, quindi ho tradotto quello che avevano scritto loro. Quindi al finale avevano scritto 30 km loro, invece erano 30.000 km. Quindi già pensare che uno della NASA mi scrive sbagliato già così, figuriamoci. Che dopo io ho detto 30 km non può essere, per 30 km sta nell'atmosfera. Poi dopo si sono corretti e hanno detto 30.000 km. Sì, ma questo Antonella, questo è un sito della NASA, proprio della ESA, non è che io lo sto leggendo su un sito così, quelli che fanno complotti, queste cose così.
Cioè loro si stanno preparando, ma per che cosa non si è capito? Cioè non è che stanno parlando di che loro dicono la NASA ha iniziato i preparativi per l'arrivo dell'asteroide Apophis insieme all'ESA, che passerà sulle nostre teste nel 2029. Misura tot, passerà tot e poi al finale non dicono a che se ne ha preparato. Cioè al finale io dico, oh, questo ci fa, noi ci sono. Ma paura di che, alla fine voglio dire, paura di che al finale. Tanto parliamoci chiaro ragazzi, se succede succede, ce ne andiamo e basta, non è mo paura o non paura, qua se succede arrivederci e grazie. Cioè però uno che prende miliardi e miliardi di dollari dagli Stati Uniti e viene finanziata, mi fa un articolo sulla NASA che sbaglia pure a scrivere 30 km per 30.000 chilometri e beh ragazzi, non è che poi siamo i complottisti noi, questi non sanno neanche scrivere. 30.000 chilometri, hanno scritto prima 30 chilometri, poi dopo 30.000 chilometri, mettetevi d'accordo. Giustamente 30 chilometri non poteva essere perché era come se stesse in atmosfera e quindi sulla Terra, quindi passerà a 30.000 km dove stanno posizionati i nostri satelliti. Vedete quanto vicino passerà questo Apopis, come lo chiamano loro, il dio del caos. Ma no, forse, ma magari l'avessero scritto, capisci? Vogliamo fare, che ne so, vogliamo vedere la traiettoria. L'avessero scritto, io li avrei apprezzati. Cioè, che ne so, vogliono mettere una stazione per vedere la traiettoria. Però questi non dicono nulla, questa è la cosa più brutta. Cioè, scrivetelo perlomeno. Tu mi fai un articolo, no? In prima pagina sul sito. E bravo, non serve a niente. Al finale non hai spiegato nulla. Ha detto solo le cose che già sappiamo, in effetti. Scusa, tu mi dici che la sicurezza per un asteroide per non colpire la Terra è di 7 milioni e mezzo di chilometri. E questo si sa da centinaia di anni, ragazzi, non da oggi. Questo qua passerà solo a 30.000 chilometri, ragazzi. Capite la differenza fra 7 milioni e mezzo e 30.000 chilometri? È come se dico 1 e dico 100, noi stiamo a 1. Quindi non è potenzialmente pericoloso come di solito scrivono ragazzi, perché potenzialmente pericoloso se era a 3 milioni di chilometri, allora ragazzi la parola potenzialmente era anche ovvia, ma 30.000 chilometri ragazzi, a livello di astronomia ragazzi, è zero. Cioè è come non è nulla ragazzi, quindi non è. E la NASA ha detto che Apopis 2029, in effetti ti faccio un riassunto, non sarà un problema. Diciamo che la distanza di sicurezza degli asteroidi è di 7 milioni e mezzo di chilometri, Apopis passa a soli 30.000 chilometri. Dimmi tu, questi ci sono o ci fanno? Apopis non è potenzialmente pericoloso. Foresta Nera di Bambù, devo vedere, non l'ho sentita la prima volta, però mi informo poi. Quindi siamo ragazzi a finale, qui è un casino nel vero senso della parola, perché loro prima dicono 7 milioni e mezzo di chilometri, poi ci ritroviamo a 30.000 chilometri che passa sopra le nostre teste e questi dicono che è normale che passi. No, no, ti direi una bugia Paolo, non lo so perché qua di verità non ci sta. Dorian sta arriverà in Danimarca e poi finirà. Quindi Dorian è quasi finito, diciamo. Quindi diciamo ragazzi che come sempre la NASA
la ESA e tutte queste enti spaziali, chiamiamoli così, a parte il Vaticano pure. È inutile ragazzi, le bugie sono proprio all'ordine del giorno, neanche loro sanno che dire più. Cioè dire che 30.000 chilometri, ma poi uno della NASA che mi scrive 30 chilometri invece di 30.000, vedete che gente che ha lauree in tutto, questi sono scienziati, dovrebbero essere come regola tutti, questi neanche un articolo sanno scrivere. Ma io so pazzo io, non lo so. Comunque ragazzi, la NASA di tutti mi fiderei, pure del Vaticano, ma della NASA no. Oh, ma era meglio dire stiamo preparando una stazione per vedere la direzione. Sì, quando si dice a bot Lupus è arrivata la Popis. No, allora, mo ho 43 anni, ragazzi, però morire a 53 anni è pazzesco, vabbè. Dovevo andare così, Lupus, o no? Al finale, ragazzi, che dobbiamo fare? Fatevi 10 anni di pazza gioia. Quindi se avete soldi spendeteli, ragazzi. Spendetevelo tutto quanto. Non conservate niente perché sottoterra, ragazzi, non vi portate nulla, quindi se avete 100 euro spendeteveli e si nata niente, si fanno i soldi. Perché mi sa che questo 2029 non lo vedo tanto bene. Se ne parla troppo, se ne parla troppo. Ogni volta quando in articolo, a Popis. Non lo so, non lo tengo di fiducia sta Popis. Già il nome non mi piace. Quindi già il nome è già che si chiama Dio del Caos, ragazzi, già non è un buon segno. Poi un nome non mi piace proprio. È come facciamo come il film di Paolo Villaggio. Io speriamo che me la cava. Ma secondo me qua non se la cava nessuno, ragazzi, perché se cade qualcosa, ragazzi. Sì, tra il 26 e il 27, sì. Alle 3 saranno le 2, quindi dormi un'ora in più. Brava Antonelli, l'unico che lo possono fermare sono i nostri amici extraterrestri. Guarda, io sono convinto che se sta qualcuno che può aiutarci, sono solo i nostri amici extraterrestri. Perché se aspettiamo la NASA, voglio morire tutti quanti. E allora mi raccomando, tu guarda sta traiettoria di sta Popis. Quindi, che ti posso dire? Andò, non lo so nemmeno io. Ti direi una bugia. Io dico che secondo me ci nascondono qualche cosa, quindi non do per scontato che sia vero, però ho dei dubbi, perché ogni volta che dicono qualche cosa esce una novità. Quindi un po' mi preoccupa, però dobbiamo ancora vedere, come si dice. A Popis. Ma guarda, no, Antonio, io su questo non sono d'accordo, il fatto di Dio e diciamo, forse la Chiesa, diciamo, come ho sempre detto io, ha sì esagerato un po' con le cose, però un creatore penso che ci sia, perché se esistono pure gli alieni, il creatore ci sarà, quindi mo indipendentemente da quello che conosciamo noi o quello che ci hanno imparato a noi, ci sarà. Sì, ma gli dei sempre qualche dio creato, capisci? Chi li ha creati i figli, i dei, no? Sempre un creatore, capisci? Quello che voglio dire io al finale. Mo' indipendentemente da cosa tu credi, no? Pure se tu mi dici sono gli extraterrestri, vabbè, ma l'ha creato Dio. Comunque, non chiamiamolo Dio, chiamiamolo creatore. Tu dici ma sono gli dei? Sì, d'accordo, ma sempre un creatore gli ha creato a loro. Quindi non nascono i dei così dal nulla.
sono stati creati da un creatore, quindi al finale un creatore ci deve stare. Su questo credo che non ci piova, no, indipendente extraterrestre, cose, anche se forse dicono che noi proveniamo dagli extraterrestri e tutto, però il creatore ci deve stare obbligatorio. No, ma la fede non si perde perché io credo in un creatore in effetti, quindi credo in un Dio, che può essere sia il Dio della Bibbia che noi conosciamo, che può essere un altro Dio, ma comunque credo in un Dio e un creatore, capisci? Quindi il problema non me lo pongo in effetti perché io credo nel creatore, in un Dio che ci ha creato. Ma può darsi pure che ha fatto prima gli extraterrestri, poi ha fatto a noi, gli extraterrestri abbiano fatto a noi, ma comunque ci ha fatto Dio a finale. Anche se ci avessero fatto gli extraterrestri, comunque è grazie sempre a Dio, quindi ci sta sempre extraterrestre, Dio è uguale. Sì, lo so, che ho letto pure quello di Biglino e tutto, però Biglino è anche uno che ha speculato molto e ha fatto un sacco di malefatte sue, quindi non è più credibile come una volta perché il crack Bersani era pure lui. Quindi Biglino è uno che ha la parlata bella, come diciamo qua a sud, è capace di, come si dice qua a sud, di trascinare, di convincerti, anche se tu non vuoi comprarti una cosa, quello era capace di impappinarti, come diciamo a sud, e di farti credere quello che voleva. Quindi lui agisce con la sua parlantina bella e attira persone a sé. Quindi lui sta facendo comunque, ma può darsi pure che ci siano verità, però ricorda, lui è uno che ha la parlata molto bella, quindi ha truffato tante persone proprio per la sua capacità, diciamo, dialettale di parlare con le persone, quindi come l'ha potuto fare così lo sta facendo pure per la Bibbia, anche perché gli ebrei hanno detto che Biglino non è un traduttore. Biglino ha fatto 10 lezioni di, come si dice, di copto e l'ha fatto dagli ebrei a Milano. Quindi Biglino non è un traduttore delle edizioni San Paolo, no. Lui ha tradotto solamente un libro grazie all'amicizia di un sacerdote. Quindi non è vero che ha tradotto 12 libri per l'edizione San Paolo, no, ha tradotto solo 2. No, no, loro hanno fatto vedere, in effetti, non lo vogliono screditare perché a finale gli ebrei gli hanno imparato loro a fare la traduzione. In effetti lui non è uno che io pensavo pure io all'inizio che lui era uno studioso di lingue antiche. Invece no, ho scoperto che dopo il crack Bersani si è messo a studiare insieme agli ebrei e si è fatto aiutare a capire un po' il copto, l'aramaico, queste lingue diciamo un po' perse. Quindi vuoi mettere uno che è padre e che lo sa dall'infanzia e uno che ho fatto la lezione 10 volte. Perché poi la Bibbia, ragazzi, è tutta come la dicono. Una parola può significare 100 cose. Beglino la fa significare quella che vuole, come l'ebreo la fa, diciamo, ognuno la interpreta a modo suo. Quindi la parola che uno dice può significare un'altra cosa. Io di Salerno sono. Quindi ragazzi diciamo che la verità non si sa mai nulla, però vabbè abbiamo fatto una bella chiacchierata ragazzi, vi auguro buona serata, ci sentiamo domani e se non ci vediamo il 2030 è segno che è arrivata Popis. Buonasera a tutti. Scuola non scuola. Buonanotte Lupus, vuoi spendere i soldi, non di cucciare.
Ok, ciao Michele, ciao a tutti. E appunto, quella è la cosa strana, no? 30.000 chilometri, no? Ne so, Cristina, guarda, è una cosa pazzesca, non lo so. 30.000 chilometri. Prima avevano scritto 30 chilometri, poi in realtà sono 30.000 chilometri. E sarà più grande della Luna, che ti devo dire? Vediamo la Luna che passa davanti a noi, ragazzi. Mangia la faccia. Vabbè, ragazzi, buona serata a tutti, ci sentiamo domani. Buonanotte. Sì, sì, Campano, Salerno. Ragazzi, buonasera a tutti e ci sentiamo rimane. Se Dio vuole, se no è stato un piacere. Ciao Stefano, ciao a tutti, ciao. Ciao Gianluca, ciao Cuore Nero, ciao a tutti, ciao Amelia, ciao a tutti.